parliamo un attimo di quelle che sono le caratteristiche che avrà questo menù insieme ad Arianna di Cucina 33. È un menù primaverile, come hai detto giustamente tu, è un menù che Daniele Doretto ha calibrato e studiato per Cucina 33 per i nostri ospiti. Ormai ospiti, amici, affezionati di Cucina 33, e questo luogo dove ci si incontra e si parla di cucina non solo. Daniela ha elaborato un menù semplice ma con un tocco di eleganza e di freschezza. Abbiamo scelto insieme, in comune, di evitare le carni, soprattutto quelle che possono essere considerate le carni pasquali. Quindi per una nostra scelta etica non presenteremo capretto, non presenteremo agnello, faremo un menù dedicato comunque a delle carni bianche, ci sarà della verdura. Daniela sempre di più sta utilizzando sempre di più le verdure perché per un'alimentazione sana e equilibrata. Volevo ringraziare Daniela per questo supporto e apporto continuo che dà a Cucina 33 nelle varie occasioni, nelle varie situazioni. Non nascondo che ci si diverte anche a fare queste cose, perché il clima che si instaura e che cresce sempre di più in negozio è quello proprio di un gruppo di persone che si ritrovano. E questo è quello che per noi vale più delle ricette e delle tecniche. Daniela Doretto, una delle chef più amate, è proprio il caso di dirlo, perché qui si parla di una cucina veramente fatta con il cuore, ma soprattutto abbiamo detto qualcosa che riguarda il menù, ma non tutto. No. Però ci sono delle caratteristiche, quello che di sicuro chi lo potrà preparare o chi vorrà prepararlo per Pasqua farà sicuramente un grandissimo effetto, perché è molto particolare, pur mantenendo delle linee che secondo me sono anche semplici da fare e non troppo complicate per le persone che magari non hanno competenze altissime di cucina. Diciamo che un po' tutta la mia cucina si chiama la cucina di casa proprio perché viene realizzata, le ricette possono essere realizzate da chiunque in casa con gli strumenti che normalmente più o meno tutti hanno, e con materie prime facilmente reperibili sul mercato, niente di nessun ingrediente stravagante o quant'altro. Io seguo molto la stagionalità, non credo nel chilometro zero, perché per fare cucina completa il chilometro zero è impossibile, però insomma neanche il chilometro 5000, insomma restiamo soprattutto con prodotti ottimi italiani. E facciamo la spesa in un negozio che ha la stessa attenzione che abbiamo noi Certo. per la materia prima. Quello che proprio colpisce quando si viene alle lezioni di Daniela Doretto è che proprio le persone ricevono passione nei piatti che lei propone. Questa è la caratteristica che soprattutto mi pare di aver capito lei vuole trasmettere anche ai suoi corsisti. Sì, che mi muove è una grande passione verso la cucina e l'argomento cucina. Non smetto mai di ricercare, di studiare, di provare. C'è il mio sposo che fa da cavia e quindi ho un buonissimo tester a casa. E poi la passione è quello che mi accompagna ed è la cosa che io principalmente vorrei riuscire a trasmettere alle persone che vengono a fare i corsi, perché chi viene chiaramente ha un interesse verso l'argomento, se poi acquisisce ancora più passione, io ho raggiunto l'obiettivo, ecco, che mi sono prefissata.